È arrivata la mia prima box di HelloFresh. Box di HelloFresh. L'ho fatto io. Su questo sito ci si abbona, è un abbonamento settimanale che si può sospendere tranquillamente, non c'è nessun vincolo. E praticamente io cosa ho scelto? Ho scelto 4 pasti per 2 persone, 4 cene, loro le chiamano cene, ma cioè, queste cose si possono mangiare tranquillamente anche a pranzo. C'era un elenco di pasti, di ricette, diciamo. Io ho scelto quelle che mi interessavano, le 4 che mi interessavano. HelloFresh ti manda gli ingredienti per quelle ricette con la relativa scheda, relative schede, procedimento, per fare questi pasti, insomma, per prepararli a casa. Quindi è come fare la spesa, però è una spesa già con le dosi già stabilite. Così facendo praticamente non vai neanche a sprecare cibo. Aprendo la box, sopra ci sono le schede delle ricette. Allora, vediamo. Mettiamole in ordine di numero, magari. E 4. Ok. Io ho scelto la 3. Praticamente qua ci sono anche questi bollini su ogni scheda, cioè per ogni ricetta ci sono i bollini con dei numeri. Questi bollini con questi numeri corrispondono ai sacchettini e dentro questi pacchetti, diciamo, sacchettini, sono dei pacchetti, ci sono gli ingredienti, tipo c'è il pacchetto numero 3, io vado a vedere il pacchetto numero 3, ci sono gli ingredienti per questa ricetta, ad esempio. Il numero 3, Love Me Zenzero, bocconcini di salmone marinato. Io non metterò lo zenzero perché è una cosa che non mi piace. E boh, in cucina con HelloFresh. Dimenticati della spesa e goditi solo la parte più divertente, cucinare e mangiare, ovviamente. Con HelloFresh anche cucinare diventa smart. Flessibilità a portata di mano, una consegna agile, un menù su misura. Buono per te, buono per il pianeta, più gusto, meno spreco. Va bene, insomma, questa roba qua. E poi vediamo se c'è qualcos'altro di interessante di scritto qui. Tu chiedi, HelloFresh risponde. I miei ingredienti saranno freschi all'arrivo? Tutti i nostri ingredienti sono confezionati in imballaggi sofisticati e riciclabili. Anche la scatola, questa qui è di cartone riciclato, che mantengono la catena del freddo fino a casa tua. Super pratico. Li trovi tutti già nella box, devi solo metterli in frigo. Da dove vengono i prodotti? Gli ingredienti della tua box provengono direttamente dal produttore e sono freschi di stagione. Li selezioniamo con cura e privilegiamo sempre l'origine italiana. Non sarò a casa o sarò fuori città. Quali sono le mie opzioni? Puoi cambiare il tuo indirizzo di consegna se stai andando in vacanza o saltare 1 o 2 settimane. Ci ritroverai al tuo rientro. Gestisci il tuo account con facilità dal sito o dall'app come quando vuoi. Posso scegliere le mie ricette settimanali? Assolutamente sì. Il nostro menù cambia ogni settimana, puoi scegliere qualsiasi ricetta tra le 12 proposte nella nostra selezione settimanale. Poi per altre domande così, insomma, c'è il sito e ok. Quindi, se vi interessa, qui c'è il QR code e questo serve proprio per condividere l'offerta con voi, insomma. Io ho 50, praticamente vi do uno sconto di 50 euro e io ricevo indietro 30 euro. Stessa cosa potrete fare poi voi. Ecco, dare il vostro codice ad altre persone, voi riceverete 30 euro per ogni persona che farete abbonare e via dicendo, insomma. Va bene, questi 50 euro di sconto però sono da dividere per 3 box, non sono sulla prima box. Come vi dicevo, il cartone è riciclato, si vede. E andiamo a vedere insieme però cosa c'è qua dentro. C'è la scatola più grande di me. Sono cool e ancora più sostenibile. Metti in frigo gli ingredienti il giorno della consegna, riciclami insieme alla carta. Quindi qua ci sono tutti i pacchettini, questa è roba da frigo. E qua ci sono tutti i pacchettini. Oh, che fredda questa roba! Allora, questa è per la 6. Eccola qua. Questi sono gli ingredienti per la ricetta numero 6, che è, andiamo a cercare la numero 6, pollo agrodolce con riso cantonese express. Ok, vorrei anche aprire con voi per farvi un attimo capire. Allora, per il pollo alla cantonese, qua ci sono gli anacardi, questa è la salsa peperoncino dolce,
sweet chili sauce. Qui c'è una cipolla, partito un pezzo di cipolla, ok? Poi c'è una zucchina, guardate che bella, senza ammaccature, senza niente, wow! Poi c'è il riso basmati, ok? E questi sono tutte dosi per 2 persone. E poi c'è il mais della Cirio, tra l'altro, di marca. Qui ci sono gli ingredienti per la ricetta 3, ingredienti per la ricetta numero 4 e ingredienti per la ricetta numero 10. E nell'altro pacco che cosa ci sarà? Adesso andiamo a vedere. Oh wow! Wow, cioè, guardate! Vi aprendo, qua c'è una busta di insalata. Spero non sia quella mista perché io ho problemi con quella mista. Infatti è quella mista. Sì, questa è già un po' andata, bisogna usarla. 19 del 2 scade, oggi è il 15. Questa scade il 19, ok. Poi c'è il pollo, petto di pollo a fette. Ok, questo qua è della Fileni. Oh wow! Pensavo fosse... no, il colore è bello, sembra più brutto in video. Pensavo fosse quello della Aia, no, della Fileni. Poi qui c'è il salmone, quello da fare marinato. Buono, 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 buono. Poi, vediamo cosa c'è. Ah, pecorino romano. Ah sì, perché ci ho preso... sì, è per una ricetta. Pecorino romano, pecorino romano. Poi qui c'è la pancetta. E dolce però, ok, va bene. Poi cosa c'è? Il ghiaccio, vedete come arriva la roba con il ghiaccio, per cui non c'è pericolo che prenda caldo. Wow, insomma, io sono scioccata da questa cosa. Qui sempre della Fileni e il colore sembra sempre brutto dal video, ma non è brutto, ve lo posso assicurare. E queste sono le sovraccosce di pollo sottili disossate senza pelle. Wow, cioè io sono veramente piacevolmente colpita da tutto ciò. Qui c'è il burro, presumo, burro della Granarolo, ma è una meraviglia sta cosa, burro. E sotto il ghiaccio c'è qualcos'altro, vediamo, no, dovrebbero essere tutti, sì, ok, questi erano tutti gli ingredienti, quindi questa è una bella spesa alla fine, è una bella spesetta. Non abbiamo guardato cosa c'è in tutte queste, ma insomma questa è una parte degli ingredienti. E quindi niente, io vi invito a seguirmi, a continuare a seguirmi qua sul canale, quindi se vi interessa c'è un codice sconto e niente, ve lo lascio anche nel primo commento se mi ricordo, perché ho la testa che ciao, arrivederci. Cosa dite voi? Cosa ne pensate? Cioè veramente è arrivata roba fresca. Tra l'altro, vabbè, il pollo, no, le sovraccosce 19 del 2 la scadenza. La pancetta è in aprile la scadenza, quindi abbastanza in là. Il salmone il 18 del 2. Poi volendo questi ingredienti si possono congelare e riutilizzare più in là, insomma, cioè alla fine nessuno ce lo vieta. E il petto di pollo invece è il 21 del 2 la scadenza. È un servizio nuovo, cioè in Italia c'è da un po' in realtà, però boh, non l'ho ancora visto tanto qui su YouTube, quindi spero possa piacere come video e che possa interessare a qualcuno di voi, insomma. Spesa fatta per 4 pasti, ma se siete da soli in casa sono 8 pasti, non sono 4. Quindi non è male la cosa. Va bene, io vi ringrazio per essere stati in questo video. Adesso metto via la mia spesa. Che figata. Metto via la mia spesa, noi ci vediamo in un altro video. Rimanete qui, seguitemi in tutti i miei video perché io vi farò queste ricette. Perché ve lo prometto, vi faccio vedere qualche ricetta di queste qui di HelloFresh. Io non so quanti di voi conoscano questo servizio in abbonamento, ma sono sicura che lo farò conoscere a tante persone, anche se siete in pochissimi a scrivermi sotto i video, però sono sicura che qualcuno poi prenderà, perché veramente, almeno per come è arrivata la roba, io posso consigliarlo, anche solo per come è arrivata imbustata, impacchettata la roba. E, boh, le scadenze sono tutte abbastanza vicine, ma per quanto riguarda la carne per forza, però, boh, sono contenta.
Detto tutto ciò, io vi ringrazio per essere stati in questo video. Scrivetemi qua sotto se avete qualche domanda, se no andate sul sito HelloFresh e lì c'è tutta la sezione delle domande e risposte. E noi ci vediamo in un altro video, rimanete qua sintonizzati, mi raccomando, seguitemi su Instagram e alla prossima. Ciao, adesso metto via questo ben di Dio. Ciao.